Buongiorno a tutti. Adria, capitale della musica di qualità. Abbiamo appena finito di ascoltare gli artisti del Delta Blues, quindi abbiamo avuto la possibilità di avere due serate. La prima serata qui Savannah Funk, e il nome già ci dice il ritmo incalzante e il soul che ti entrava dentro e ti faceva ballare. I Sekoku Kora Trio, un gruppo di fama internazionale che ha messo al centro la kora, questo strumento particolare a corde africano in cui il leader del gruppo è veramente un virtuoso appunto di fama internazionale che ha raccolto, seppur purtroppo con della pioggia che ha in qualche modo insomma, disturbato l'evento, è riuscito a creare di fronte alla cornice bellissima del nostro teatro comunale un'atmosfera unica che i presenti fortunati ricorderanno sicuramente per lungo tempo. Poi abbiamo avuto i Romea, un gruppo importante del nostro territorio che sta portando avanti una progettualità di visual insieme alla musica che è molto interessante e vi consiglio di andare ad ascoltare se ancora non l'aveste fatto, e Davide Shorty che a livello funk e hip hop italiano è sicuramente uno degli artisti emergenti più importanti della scena. Ma il 17 luglio, quindi ormai siamo prossimi, avremo Voci per la Libertà e avremo Giulio Wilson e Valen Fasca, che andranno a unire la musica, quindi lo ska punk, insieme con i diritti universali, quindi parliamo di Amnesty, ma parliamo anche della presentazione di un libro importante che proprio i Valen Fasca ci porteranno qui ad Adria, quindi musica, cultura e riflessione. E per finire in bellezza, l'8 agosto vi aspettiamo tra Ville e Giardini Quinto Rigo. Il Quinto Rigo in Italia si sono contraddistinti per le capacità vocali del loro leader e per l'uso degli strumenti acustici, quindi violoncello, violino, che creano delle armonie veramente uniche nel loro genere e nel panorama italiano della musica pop, della musica in realtà anche di cultura ricercata, ma che ha saputo far divertire veramente migliaia di ragazzi. Benissimo, allora vi aspettiamo qui ad Adria il 17 luglio e l'8 agosto per la musica di qualità, per la musica che ci fa divertire ed emozionare. Buona giornata.